aveva vinto il Superenalotto, viaggiava tutto solo ed è sicuro che l'han trovato secco sul cruscotto. Lui si è schiantato dritto contro un muro. La gente si chiedeva come ha fatto, eppure aveva vinto una fortuna. Non era mai ubriaco e neanche fatto, a parte il giorno che acquistò una duna. Quei mattoni rossi non si sono neanche mossi, tutto il muro ancora adesso è sempre lì. Tutti i soldi avuti lui li aveva sistemati nel baule, li han trovati tutti lì. Ma guarda un po', che cosa gli è passato nella mente, non lo so. Ma guarda un po', ma guarda un po'. Aveva vinto il Superenalotto e il giorno prima alla televisione aveva urlato come un ragazzotto, sbloccando il fiato all'ultima estrazione. Aveva contattato i suoi amici, chiamandoli a una cena succulenta a base di caviale, cozzi e alici, completa di dessert al cocco e menta. Quei mattoni rossi non si sono neanche mossi, tutto il muro ancora adesso è sempre lì. Tutti i soldi avuti lui li aveva sistemati, li han trovati nel baule tutti lì. Ma guarda un po', che cosa gli è passato nella mente, non lo so. Ma guarda un po', ma guarda un po'. Lo schianto contro il muro era cosciente, le indagini hanno detto il giorno stesso. Infatti non è stato un incidente, era ignorante sì ma non depresso. I soldi non aumentano l'intelletto, nel muro si è schiantato sto gigione. Pensare che suo zio gli aveva detto soltanto di investire sul mattone. Sì, la storia è esasperata, ma il concetto non divide. Ciò per dire che in sostanza l'ignoranza a volte uccide.